Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Maledetto Veneziano sul suggerimento di Hildegarda. In questa live vediamo un circuito che è più che altro un quadrante radioestesico per attirare prosperità. Prosperità in tutti i sensi, prosperità nell'amore, nel denaro, nella salute, insomma una prosperità generalizzata. E abbiamo il numero 8 che chiaramente è famoso per attirare cose positive. Abbiamo il simbolo di Giove che protegge il circuito col disinclinatore, quindi questo circuito lo si può, scusate, questo quadrante radioestesico lo si può sempre utilizzare con tutti. Il suo utilizzo è semplicissimo. Se avete seguito le pillole sia di Hildegarda nel suo canale YouTube sia del vostro marietto nel mio canale, avrete già, come si dice, dimestichezza con la radiestesia, quindi ci vuole per forza un pendolino che in questo caso qua è a questa forma, ma potrebbe essere anche semplicemente un bottone attaccato a un filo, a uno spago o anche una pietruzza attaccata allo spago. Chiaramente ci vuole questo quadrante radiostesico che è gratuito e si trova nel sito di Hildegarda Maledetto Veneziano, ilcapitano.altervista.org, oppure nei gruppi social, ad esempio Instagram, Facebook, Telegram e via dicendo, no? Quindi non avete altro che cercare Maledetto Veneziano o Hildegarda e troverete questo quadrante radiostesico in modo gratuito. Lo si stampa, si prende la foto della persona a cui volete portare prosperità, ma anche ad esempio se avete un negozio, se avete un'attività, mettete magari la foto sopra a questo quadrante che è composto anche da un decagono che crea la prosperità energetica dell'otto. Io ad esempio faccio un esempio con una sibilla, quella dell'amore, che rappresenta un po' una foto di una persona, prendo il pendolino e poi chiedo la prosperità per ad esempio Pippo Baudo, che non il presentatore, o Pippo Pippo, no? E faccio girare il pendolino senza orario fin quando non finisce la sua forza. Chiaramente più il pendolino gira meglio è, ma più vuol dire che anche la situazione è difficile, critica, insomma non è facile, no? Perché chiaramente se il pendolino gira poco vuol dire che sicuramente c'è poco, non c'è bisogno di tanta energia. Quindi fatto questo, prendete il vostro quadrante radiostesico che in quel momento lì diventerà anche un circuito radiostesico, radionico, no? Perché emetterà l'onda di forma verso l'oggetto, la persona, potrebbe essere anche un animale che magari gliene capita in tutti i colori e lo lasciate almeno un mesetto. Un mesetto o dentro un armadio, l'importante è che non ci sia sopra nulla o sopra un armadio, insomma in una posizione che non dia fastidio a nessuno. Non ha nessuna controindicazione, non ha nessun effetto negativo, porta solo prosperità e quindi non c'è nessuna difficoltà a farlo. Si può plastificare chiaramente e lo si può riutilizzare per altre persone o altri oggetti, tipo un'attività, quello che voi volete, insomma. Bene, cari amici, il vostro Marietto vi ringrazio di averci, come si dice, di avermi seguito. Vi ricordo che questo video lo potete trovare anche nel canale di Hildegarda o sui social e via dicendo. Grazie e alla prossima.